Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Mi chiamo Salvatore Costantino, sono il presidente della cooperativa sociale Folias, che è una cooperativa sociale nata nel 96 nella provincia di Roma, precisamente nella città di Monterotondo, che è un paese a nord-est della capitale e che continua ad operare come cooperativa sociale in tutta l'area a nord-est di Roma, nei paesi di Tivoli, di Guidonia, di Poggio Mirteto, della Bassa Sabina, della città di Rieti, con alcuni interventi anche in alcuni municipi romani. Una cooperativa che ha 3 aree di lavoro: l'area educativa, la comunità educante, dove insistono progetti per le famiglie, i minori e i giovani, l'area dell'inclusione sociale, dove insistono progetti sia di accoglienza per migranti, ma progetti anche sulla riduzione del danno, interventi sulla bassa soglia, e una terza area che è rappresentata da una cooperativa collegata a Folias, che è Folias Formazione, che si occupa di formazione professionale e inserimento lavorativo. Le principali attività sono, io le dividerei in almeno in 3 tipi di attività, poi ce ne aggiungiamo anche una quarta. La prima è sicuramente l'attività educativa con i giovani perché è un po' quello che è stato il focus che ha dato vita alla cooperativa nel 96. Abbiamo iniziato a lavorare con gli adolescenti all'interno di un quartiere di case popolari. L'intervento si è raffinato e si è poi gemmato in più interventi che possono andare dalla gestione dei centri di aggregazione giovanile agli interventi di prevenzione nelle scuole, agli interventi di riduzione di rischi per le strade, all'orientamento lavorativo, fino a giungere ai servizi per le famiglie e al supporto educativo per i genitori. La seconda area che un po' ci rappresenta è quella dell'inserimento lavorativo, tutto quello che è il tema della ricerca lavoro, dell'orientamento al lavoro, del rapporto con le aziende, col mercato del lavoro, dove abbiamo iniziato a lavorare prevalentemente con le fasce più svantaggiate della popolazione, ma negli ultimi anni abbiamo cominciato a offrire servizi di inserimento lavorativo anche a disoccupati e neolaureati. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? Allora, la cooperativa ha una struttura organizzata per aree di lavoro, per cui c'è una direzione che è composta da un direttore generale a cui si affiancano 3 direttrici d'area: area comunità educante, area inserimento lavorativo e area formazione professionale, un responsabile dell'ufficio gara e progettazione e una responsabile della segreteria generale del personale. Dopodiché, diciamo, sotto questa organizzazione dirigenziale ci sono la cooperativa è organizzata ovviamente per equip con coordinatori, operatori di campo. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Beh, questo è il tema dei temi della cooperazione sociale da quando siamo nati fino ad oggi: come mantenere alto il livello di elaborazione di pensiero e di coerenza rispetto a quella che era la nostra mission originaria e quello che è un po' il mercato che, perdonami il termine, si è imbastardito, è diventato molto burocratizzato, dove i bandi non lasciano grande spazio a margini economici operativi per le imprese sociali. Lo coniughiamo con un grandissimo sforzo di coerenza interna, per cui c'è un enorme lavoro di progettazione, dove vengono analizzati i bandi, dove si tenta di non presentarsi a tutte le gare che ci vengono proposte, ma selezionando quelle che ci garantiscono un minimo di sostenibilità economica. Ma in alcuni casi facciamo, diciamo, cassa di solidarietà con progetti che hanno zero margine e progetti che hanno un margine sufficiente per consentire all'organizzazione di vivere. Diciamo che è una sorta di equilibrismo
che va mantenuto, e per mantenere alta la motivazione sociale bisogna mantenere alta la partecipazione dei lavoratori all'impresa, perché diciamo, non basta soltanto una buona amministrazione per garantire la sostenibilità economica. E quali sono i punti di forza dell'organizzazione? Il punto di forza principale, a mio avviso, è la coesione interna, del gruppo dei soci, le occasioni costanti e continuative che vengono proposte a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici di elaborazione di pensiero, per cui chiediamo spesso a chi lavora di non stare solo sull'operatività, ma di fermarsi per ragionare sul senso delle cose che facciamo. Il punto di forza è sicuramente la professionalità acquisita negli anni. Quando abbiamo costituito la cooperativa avevamo 21 anni, 23, 24, 25 anni, eravamo un gruppo di giovani. Ora si sentono i 30 anni di esperienza, si sentono le competenze professionali che si sono mixate con, diciamo, 3 generazioni. Abbiamo gli under 40 che si sono affacciati ora anche a ruoli dirigenziali di coordinamento, abbiamo gli under 50 e gli under 60, insomma un buon mix di queste competenze sta garantendo anche alla cooperativa un buon margine per il futuro. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Allora, nella fase di lancio, di nascita della cooperativa, molto, perché siamo una cooperativa nata all'interno di un quartiere di Case Popolari con l'amministrazione comunale di Monterotondo che ci ha molto sostenuto e che ha molto condiviso con noi il progetto, un po' perché sono stati tirati dalla giacchetta da noi in maniera positiva e propositiva, un po' perché c'era una buona disponibilità politica ad accogliere questa innovazione sociale. Sempre di più i rapporti con le amministrazioni sono buoni, vanno coltivati, vanno alimentati, ma ahimè si stanno riducendo sempre di più ad un rapporto tra ente gestore e pubblica amministrazione, in una logica di potere contrapposto, di controllo, nel migliore dei casi anche di valorizzazione di quello che si fa, però purtroppo siamo lontani anni luce da quello che dovrebbe essere un po' il ruolo del terzo settore e un po' l'idea dell'amministrazione pubblica condivisa, che è quella a cui aspiriamo. Però ovviamente per non essere troppo autoreferenziali, la qualità degli interventi ha senso se è forte la relazione di rete che si instaura, che purtroppo si instaura sempre in una logica troppo contrattuale e poco di partenariato. Elenca 3 parole che rappresentano la tua organizzazione. Creatività, che era un po' quello che prima mi è sfuggito di dirti, un po' tutto il ruolo dell'azione culturale che la cooperativa continua a svolgere, quindi creatività, cultura, sì, creatività e cultura. Animazione sociale, perché ovunque andiamo proviamo a porre le questioni che i progetti ci portano, quindi creatività, animazione sociale, mi verrebbe da dire pensiero, in una battuta che ormai faccio sempre, che non vuole svilire l'operatività, io sempre dico, siamo pagati per pensare e non per fare, perché una buona cooperativa sociale, se ha pensiero, porta visione non solo alla visione, diciamo, interna, ma visione anche alle città che abita, che partecipa, che frequenta, che attraversa. Grazie.